in che è la giornata nazionale del dialetto e della lingua locale, che per me è una bella roba, perché è sempre un bel mestiere qua anche se parla di nostre lingue locali, ma è anche un po' una democristianata, che va un po' a dire all'idea classica che abbiamo dei dialetti in Italia, che è giusta della banda, ma neanche proprio falata dell'oltre. La gaminga la possibilità di tenere vivo sto patrimonio linguistico. Per dire dunque, spiega un frac de volte. Dunque, in quel video qui, proverò ad operare un lombard più se standardizzato, sempre milanese, però che va più se verso un modello centralizzato, de cui ne rispetto al milanese che operaria de solito. E in del video in cui faremo una riflessione sul tema della Wikipedia in dialetto. Considerando again la pagina principale della Wikipedia in lombardo. Sondré a registrare sto video qui a ottobre, dunque speri che quel numero lì l'è ben più se grossa adesso. Comunque, la questione è, tanta gente che piace il dialetto, perché in poc a scrive sulla Wikipedia in dialetto? Che è la lombarda, ma la può essere anche quella piemontesa, ligurina, sardegnola, siciliana e in sci via. La ragione per me è proprio facile da intendere. Prima di tutto cose, ho un pregiudizio in sul duperà sti lengu qui per parlare di roba che la cunta. Al di che è il 90% di eventi in dialetto cosa in la poesia, il scherzo, la barzelletta, la canzone, che le roba che la va bene, è importante anche quella, però le note scos, che vuol anche più serietà. E poi anche la questione dell'idea di lingua regionale. Ne parla una quai settimana in dre, velassi e ligam chi de sota, che è importante. Tanta gente la si identificano in del concetto di lingua regionale e di volte se manca nume il problema che spiego mal sto concetto qui di lingua regionale. Capar che vuole mettere un esperanto dialettale, che poi è anche la questione che tanti che vanno a un'idea più se umanistica di lingua. La lingua è quella che è standardizzata. Dunque, per esempio, per loro il milanese de città è standardizzato, dunque è una lingua, ma tutto il lombardo occidentale no, perché gaming ha un standard al di che. E per me la Wikipedia in lombardo, poi la seconda questione che la tratta bene. Chiaramente, per far capire alla gente che le ben scrive di roba seria in quel che noi diciamo un dialetto, che vuol un lauras. Le minga una roba che te fe in 10 minuti, un moto de coscienza, mi viene di dire. È una roba importante. Ma anche della gente che la scrive già mostri robchi. Dunque, Matt, che è l'attivista del dialetto, che scrive già mo l'enciclopedia della sua città in dialetto. E lui, elle veut, mettela in sulla Wikipedia. La prima roba che è di domandas a lei, mi, come l'è che scrivi il mio dialetto? Perché la più parte di gente scrive in una maniera fonetica, e spesso senza neanche di regole, in una maniera che la par un similità per un neologismo dell'italiano, della sua fonetica, che è un problema, perché
la fonetica italiana la funziona minga troppo ben per i dialetti lombardi. Perché? Perché in divengo differente. La Wikipedia in lombard, per fortuna, la ga 9 ortografie accettata per scrivere sull'enciclopedia. Ghene do che si chiama polinomic, che indunca pensa per tutto il sistema linguistico. I poden duperai stessi un bressan e un milanese, per capirsi. E vena la si chiama NOL, nuova ortografia lombarda, che l'è sviluppata dell'Accademia Bonvesin della Riva. La seconda la si chiama Scrif Lombard ed è stata sviluppata da Alexander Vasca. Paradossalmente, come potete vedere chi in sì, in sulla Wikipedia lombarda la us in sul Bonvesin della Riva le minga scrivuta con la grafia NOL, ma con la grafia Scrif Lombard. La vaisci, me despiace, o in sì, perché la forma standard, tra virgolette, in scila in sì. E poi, per quel che piace più se la fonetica, anche due ortografie che in sostanza in fonetic. E vena è per il lombardo occidentale, che la una questa standardizzazione, perché sta un giornale, che si chiamava La Voce dell'Insubria, che dà un medera che quella varietà qui. E il suo laurale sta più anche a ciappà, che sta menainans, che è un libro che si chiama L'Insuber senza casco, che tratta un po' il tema, mi gudi dubi, perché il libro ne fa bene l'ho visto. Però la varietà cancernile è un po', è proprio una varietà di transizione porta verso l'orientale, che il suo nome può anche la gadesesima varietà da insegnare una lingua anche più. È una bella varietà, però è una varietà lecchesa, mi pare, una banda varietale. Per quel che riguarda il dialetto orientale, invece, che è quella che la facciamo, l'ortografia orientale unificata, che la unifica un bel lagot, ma che lì è per un alter D, che lei più è stata sviluppata al tempo della comunità tra insieme a vari grafi che si duperaven. E poi la questione invece che come si sa che di dialetto che in tra virgolette si indipluma in diventa di lingua standardizzata. E dunque la comunità la disse sì, questi grafi qui che in storic per la lingua si possono duperare. E la prima e la più importante è la milanesa. Viene di che la milanesa ha una storia ben più lunga della standardizzazione del link del filologic. La milanesa la gede 400 anni. E dunque, che anche della gente che la scrive minga con il meder del link, ma con quel storic, perché impara il milanese del filologic, le più segram che impara il milanese storic. Che magari di andare al corso, che di comprare un liber, mentre il milanese della Righi, del Porta, del Cherubin, è tutto a gratis e si trova su internet. Dunque sarà tutti giù in notte, fa men fatica a comprare, cioè a descargare dell'internet liber storica, comprare di liber che de pagai e andare a di corsi, che è spesso in gratis, per esempio i corsi che mi consigli del Fabio Fumagalli, della scuola dei milanesi che fa una batch, però vi la gade andare di corsi, e il giù in notte che magari il viva curbetta, il gamia vöia, il gamia pari di andare al corso de milanese, e studia il dialetto che il trova su internet, magari va in biblioteca, al ciappa un libero in dialetto del suo sito per localizzarlo un po'. Sti quattro grafie riconosciuti in, come vi dicevi, la milanesa, poi anche la grafia cremasca, la grafia del Ducat de Piazza Puntida e la grafia tradizionale bresana. 3 su 4 in fonetic, per quan Gandhi adattamento etimologico, e poi che ne anche un'altra, che è la grafia del lessic della Svizzera italiana, che mi fu un po' fatica a classificare, anche perché godi dubi che articoli che dicono deve scrivere in quella grafia, che iscrivo de buoni in quella grafia lì, ma che di un altro discorso, che è la grafia, tra virgolette, ufficiale della Svizzera dialettofona. È la grafia che è sui dizionari del dialetto, è anche una grafia che è un po' in evoluzione, però è anche quella che la ha, in tra virgolette, un riconoscimento accademico, che le minga una roba del pop. Dunque, vu nel gade di, se verta che scrivi sulla Wikipedia lombarda, che grafia völi duperà?
se vun le de Milan o le de Berghem o le de Bressa, il po' di duperi la mia grafia, che va ben, non è mica un problema, anzi, e va ben. Però il teniamen che se il fa in sì, la sua voce la legge in tuch, perché un milanese capisce un bergamasco capisce un delec. Però la può scrivere Dumas vun che l'è della sua banda. L'è un po' per fare un esempio che fa des milioni di letture. Se la Wikipedia in serbo-croat la dupera insieme il cirillico e latino, senza un adattamento, senza una serna de base. Se c'è un articolo in cirillico, vun che le minga bun descrive il cirillico e il poi minga metà post l'articolo. Dunque c'è una limitazione. Si graffi Luca in bun per parlare, per comunicare in una maniera collaborativa Dumas in che la comunità. Ed abbiamo pech con i grafi fonetici, perché hanno anche un minimo di centralizzazione, le proprie libertà, anarchia totale, che è un problema che anche voi nel Gademet già un test collaborativo, la Wikipedia è collaborativa. I polinomic, per me, in una serma più se buona. E vel disi perché permettono a tutti quei del dominio linguistico di mudare la voce senza che venga un disastro. Se può denotare, vedere se dialettai, ma game di voce, per esempio, che è la insula Bosnia-Herzegovina, che scrive un po' in milanese, un po' in bergamasco. Se il fem con grafia tradizionale l'eta me avec la lama di un portello in lösch, mentre con la grafia polinomica no, si vede la differenza, ma le minga troppo grande. E poi, vu la vista, la lengiù, la guarda e la di ok, mi scrivi con la milanese, con la nol, o con la scrif lombardo, o con la insubrica unificata. Ma cos'è che al può scrivere? Questa qui è una bella questione, perché tanta gente dice, mi piacerebbe fare una voce in dialetto, ma no, cosa scrive? E la questione è che tu scossa puoi scrivere. La Wikipedia in dialetto ha le minga una Wikipedia locale. Se vun che piace parlare di istituzione del Guatemala, al può scrivere di istituzione del Guatemala. Se vun è un studioso de un ram rari dell'ottica, al può scrivere di quel ram rari dell'ottica. Alle minga è un problema. Anzi, le belle, quel che fa la nostra enciclopedia più se sicura, più se ricca, che più se roba de lec, che minga dumà de lec, la roba della pulenta, della tradizione e in via. In si via. Andar di esempio se. Che più se roba de met. Mi qualche po' di consigliava le de te part, quanche i fan e i settimane di scrittura, in cui c'è una lista di articoli che la gente la ver che viene scrivendo sulla Wikipedia, oppure quel de guardare i ligam russ che viene su alter vus, che in divus domanda, e poi anche eventualmente vedere la lista di 1000 vus che tu ci enciclopedie gande avec. Ma è il limite della fantasia. Se un qualcosa è enciclopedico, dunque è degno di stare su un'enciclopedia, quindi per esempio è il vostro bar favorito, no. Però magari una bella gesetta della vostra città, che la un cent'anni, che l'enciclopedica, può scriverla sulla Wikipedia. E mi pensi che la Wikipedia l'aga un gran ruolo in del salvare il nostro lingue. L'MD in la wikiconferenza, l'UD in del video sulla wikiconferenza, perché è un spazio che mette insieme a gente che per salvare la lingua l'è pronta a fare un qualcosa di vera e che la gara considerazione tal che permette di fare in una maniera che l'è buona di salvare la lingua. Minga dumà de fa intrattenimento o de vedere la lingua me par d'una cultura che l'è passata via. Dunque, mi ve fu un auguri de buona giornata nazionale del dialetto e della lingua locale, speri che quel video qui vi sia piaciuto, le rare che fu i video in lombardo, però per queste occasioni qui fu, e dunque buona giornata
in descrizione di ligam se vuoi aiutare il canale Kind in una maniera più diretta, e anche ligam che vi tira a mano. Buona giornata.